Per Guida ai Campionati siamo con Giorgia Cisotto. Giorgia, sei a segno da 3 partite. Sì, diciamo che dopo un periodo un po' di magra, adesso in queste ultime 3 partite, grazie comunque alle compagne, al supporto delle compagne, riesco a finalizzare un po' di più. Ovviamente oggi, come spesso in altre partite, c'erano molto più occasioni anche da concretizzare sia da parte mia sia da parte un po' di tutta la squadra. Ancora questo bisogna migliorare su questo di sicuro. Continua il rollino di marcia vostro e altri 3 punti oggi. Sì, sono sicuramente 3 punti importanti, sapevamo che comunque oggi potevano venire più facilmente sul nostro campo rispetto alle domeniche scorse, così è stato. Abbiamo dominato praticamente tutta la partita, siamo riusciti a concretizzare poche azioni rispetto alle palle gol che abbiamo avuto, però così è andata bene, intanto i 3 punti oggi li abbiamo portati a casa. Come si dice di solito, sei in palla, visto il derby di domenica prossima che sarà contro il Trevignano. Sì, diciamo, speriamo di continuare questo excursus positivo, ma comunque anche se non vado in gol io, come abbiamo visto oggi, ci sono anche tante altre ragazze che meritano di andare in gol e l'importante sono sempre i 3 punti, l'importante è la squadra. Poi se viene anche il personale, tanto meglio. Grazie Giorgia. Grazie, arrivederci. Siamo ora con Giovanni Bolzan. Giovanni, un'ottima prestazione anche oggi. Sì, diciamo che era una partita, sai, sono quelle partite che puoi dare per scontato sulla carta e che poi bisogna giocare sul campo, quindi finché non l'abbiamo sbloccata, e voglio o no ci abbiamo messo anche un po' di tempo. 25 minuti circa. Ecco, 25 minuti, fino a lì sai, hai sempre paura di qualche scherzo, poi fatto il gol insomma non ci sono stati problemi, le ragazze l'hanno portata molto bene al termine e soprattutto senza subire gol. Domenica prossima c'è il derby. E domenica c'è il derbissimo, anticipiamo che sarà giocato alla sera alle 19 al Comunale di Trevignano, quindi speriamo di avere la stessa cornice del pubblico dell'andata e niente, ce ne andiamo a giocare come in tutte le partite perché fatta questa, da qua alla fine avremo 11 finali e la prima sarà domenica a Trevignano. Ringraziamo allora Giovanni Bolzan e in bocca al lupo. Grazie a voi, crepe il lupo, buonasera. Siamo ora con Marta Sommariva. Marta, durante il campionato magari trovi poco spazio, ma finalmente un minutaggio più convincente. Sì, sono contenta e sì, spero insomma di avere ancora un po' di spazio insomma per continuare a giocare perché sì, insomma mi diverto e basta. Un 4-0 oggi? Sì, diciamo che era una squadra buona, forse un po' giovane e sì, si è vista un po' la superiorità. Poi con il nuovo modulo si è visto insomma abbastanza gioco, soprattutto in attacco, sono state brave. Se ti va di parlare un attimo proprio di questo, il mister è andata 4-3-3, adesso ha cambiato con il 4-2-4. Sì, è andata bene e magari anche in futuro contro altre squadre si potrebbe provare anche questo modulo. Domenica prossima c'è il posticipo e il derby a Trevignano. Sì, derby e loro sono una bella squadra, sono sempre un po'... Il derby è sempre da prendere un po' come partita un po' a sé, però sono sicura che faremo bene anche domenica. Ringraziamo Marta Sommariva. Ciao. Siamo con il mister del Due Monti, Mecenero. Mister, una trasferta difficile qui a Vittorio Veneto. Certamente era la trasferta più difficile e ce la siamo anche cavata abbastanza bene perché il risultato poteva essere anche ancora, specialmente nel primo tempo, più largo per il Vittorio Veneto. Complimenti ad ogni modo al Vittorio Veneto, forse la squadra più forte assieme al Marcon, uno dei due, sicuramente se giocheranno fino alla fine del campionato. Parlando di voi, il vostro obiettivo qual è? Ovviamente di rimanere in categoria. Noi speriamo, abbiamo avuto moltissimi infortuni, anche oggi negli ultimi minuti la San Bugaro si è infortunata al ginocchio, bisogna pensare che abbiamo 3,99 in campo, un 98 e 2,97 e speriamo che in questi 15 giorni ci rientrano 3 giocatrici che si sono infortunate già dalla seconda partita.
dell'andata, e dopo speriamo di riuscire in qualche maniera di salvarci. Delle ottime giovani che comunque fanno tanta esperienza in Serie B. Sì, fanno tanta esperienza, se riusciamo a salvarci quest'anno, l'anno prossimo sarà molto più facile a competere con squadre come le vostre e tutte le altre. Ringraziamo mister Mecenè. Grazie a voi e buona continuazione di campionato.